Bentrovati e ben ritrovate, buona Pasqua a tutti e a tutte. In questa giornata non potevano mancare gli auguri del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che questa mattina ha presieduto il pontificale nella Basilica Cattedrale di San Marco e che abbiamo trasmesso in diretta. Portare la speranza della Pasqua cristiana anche nelle nostre relazioni umane e sociali a Venezia è questo l'invito del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, per questa Santa Pasqua in Laguna. Che Pasqua sarà per Venezia e per il Patriarca. Il cuore della Pasqua è entrare ogni anno di più nel mistero di Cristo, della salvezza. E poi una Pasqua particolare, ecco, perché partecipiamo di una situazione difficile, molto difficile dal punto di vista politico internazionale, ma con ricadute che scadono proprio nelle nostre realtà territoriali. Parliamo di pace in questo periodo di guerre, e la pace nasce dal cuore dell'uomo, c'è poco da dire, è solo il cuore dell'uomo e direi due altri ingredienti, la giustizia e la verità. Ecco, se nei rapporti umani, personali e anche tra gli stati manca la capacità di dirsi la verità, e allora possiamo iniziare una guerra dicendo che è un'operazione speciale. Dobbiamo dire che in questa Pasqua ciò che preme è affermare l'essenziale. L'essenziale è per il credente, ecco, vivere questa dimensione di fede e fare in modo che questa dimensione di fede si traduca anche in relazioni umane, sociali, ricche di speranza. Ricche di speranza vuol dire che hanno la consapevolezza della gravità del momento che stiamo attraversando, ma che sono capaci di avere una visione che va oltre e che quindi dà quella spinta di cui molte volte l'ordinarietà ha bisogno. E Venezia, come la vede come città, è ripresa? Un buon momento? Venezia è sempre quella città che non si riesce mai a agguantare, nel senso delle opportunità che è Venezia, perché Venezia è una grande opportunità. Rimane sullo sfondo sempre il desiderio, ecco, che possa, al di là della vocazione turistica che le appartiene, ecco, nella storia e nella sua configurazione, dove il bello della natura diventa anche il bello dell'arte, ecco, ci sia anche una città che guarda veramente ai cittadini, ecco, ai cittadini, alla convivenza, che riesce a creare un'alleanza soprattutto tra le generazioni. Ci sono dei fatti anche recenti che hanno toccato la nostra città che ci lasciano sgomenti, ecco, perché vedono un'insicurezza, ecco, che si sta diffondendo. Un augurio a tutti i telespettatori e telespettatrici di Antenna 3 per il servizio che fa questa televisione, siamo grati, ecco, che ci tiene uniti con approfondimenti, con discussioni, con informazioni legate al territorio. Una Pasqua di speranza, un mondo che si ritrova scosso da numerosi fronti di guerra aperti è l'augurio che padre Antonio Ramina fa a tutti dalla Basilica di Sant'Antonio. Fra Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo, Pasqua di Risurrezione è il momento centrale per i cristiani, una Pasqua che arriva in un momento in cui davvero in tanti fronti il mondo sembra sempre più in guerra anziché in pace. Certo, paradossalmente laddove riscopriamo sempre il dono della pace, che il risorto ci porta sempre, il dono per eccellenza del risorto, qui sulla terra però i conflitti, le violenze legate
alle guerre sembrano diffondersi. Credo che questa sia un'occasione in più per alimentare la nostra preghiera, la nostra speranza e soprattutto i nostri sforzi personali per costruire la pace lì dove siamo. Magari non possiamo intervenire a livello internazionale, ma possiamo intervenire a livello delle nostre vite quotidiane, delle nostre vite familiari, essere anche noi costruttori della pace proprio grazie all'aiuto, alla speranza che ci dona Cristo risorto. Speranza è il filo conduttore di quest'anno così importante per i cristiani che stanno vivendo il Giubileo, un anno che state vivendo intensamente anche qui nella Basilica del Santo. Certo, lo si vede anche guardando all'incremento dei pellegrini e delle persone che vengono qui a pregare vicino a Sant'Antonio, scoprendo in lui sempre un amico accogliente. Ecco, sappiamo che la speranza è quella capacità di gustare un po' la pienezza di un frutto a partire da segni tante volte fragili, piccolini. Ecco, qui in Basilica ci sono davvero tanti segni di preghiera, di vicinanza, di espressione di accoglienza reciproca da parte di persone che magari non si conoscono, ma che nel nome di Sant'Antonio trovano quella familiarità, quella possibilità di stabilire relazioni che parlano di speranza. Una Pasqua anche segnata da Papa Francesco, che ci sta mostrando il lato della fragilità vissuto in pienezza, un Papa che non ha paura di farsi vedere con gli occhielli, dell'ossigeno al naso, un Papa che è straordinariamente vicino a tutti in questo momento. Certo, lo si vede bene, credo, dal suo sorriso, nonostante la fatica fisica, la sofferenza del suo corpo, tuttavia traspare questa fiducia, questo ottimismo di fondo che lo fa fuoriuscire, ce lo fa vedere come un dono per tutta la Chiesa. Un'ultima cosa, le chiedo che augurio vuole condividere con tutti noi e anche con i telespettatori che ci sentiranno per questa Pasqua. Credo che l'augurio più bello sia quello antico, è quello legato alla speranza e alla pace. Tante volte i pontefici di questi ultimi tempi ce lo hanno ripetuto in tanti modi diversi: non lasciatevi rubare né la speranza della nostra fede né la gioia del Vangelo. Ecco, credo che questo sia l'augurio più bello che noi possiamo scambiarci, quello della pace e della speranza. Noi voltiamo pagina perché aumentano le richieste nei villaggi turistici e nei campeggi del territorio in vista proprio delle vacanze pasquali. Le strutture sono sempre più sensibili alle richieste. Pasqua nei campeggi e nei villaggi turistici, aumenta il numero delle prenotazioni raddoppiate rispetto allo scorso anno, e la fotografia scattata dalla Faita Federcamping sulla base delle prenotazioni e dei dati acquisiti. Ormai mancano pochi giorni all'apertura della nuova stagione 2025. Già per Pasqua avremo circa la metà dei campeggi aperti e rispetto all'estate scorsa è un numero molto grande perché la stagionalità quest'anno è sicuramente favorita. Le prospettive sono buone. L'occupazione prevista per il periodo di Pasqua è già superiore a circa la metà della capacità ricettiva, quindi la richiesta è importante e quindi ci aspettiamo un buon inizio di stagione. Crescono i turisti stranieri nonostante le limitazioni di traffico dovute alla chiusura del ponte di Lueg. I nostri ospiti sono ospiti consolidati in termini di nazionalità. Noi siamo storicamente molto apprezzati dagli ospiti di lingua tedesca e da una clientela europea. C'è attenzione anche dal mercato italiano che ci sta osservando con attenzione. Le strutture sono pronte ad accogliere i turisti sempre più attratti dall'offerta open air e sensibili alla qualità del servizio, all'inclusione, alla sostenibilità. La Pasqua all'orizzonte luminoso, dichiara il presidente di Faita Alberto Granzotto. Già a fine marzo l'occupazione media acquisita dalle strutture venete aveva quasi raggiunto la metà della propria capacità, con una crescita di ben 9 punti percentuali rispetto alla fotografia scattata nel 2024. Un'ulteriore nota positiva è sicuramente l'aumento dei giorni di permanenza, complice delle crescite e lo slittamento temporale delle festività rispetto all'anno passato, con maggiori probabilità di temperature più alte a ridosso dei ponti del 25 aprile e 1 maggio.
E domani, tempo permettendo, per alcuni si rinnoverà il rito della Pasquetta sulle Greve del Piave a Lovadina o in Casera a Pianezze. Siamo nel territorio della Marca, ma stando al nostro personalissimo sondaggio, la maggioranza trascorrerà lunedì dell'Angelo a casa, lasciando le città libere per i turisti. Vuoi chiedermi a me cosa devo fare per Pasquetta? No, cosa farai? A casa, tranquilla. Progetti per Pasquetta? Nessuno. Casa? Sì. Casa? Casa, sì. Come mai? Perché siamo anziani e perché abbiamo una casa comoda e un bel giardino. No, nessuno. Casa? Casa. C'era una volta la classica gita fuori porta, che a seconda se in pianura o in collina variava dalle Grave del Piave alle Casere in Pianezze. Riti veri e propri, come quello a ridosso del fiume che taglia in due la Marca e che ricorda come i trevigiani riuscirono ad evitare le devastazioni longobarde organizzando nella Pasqua del 1568 un vero e proprio festone di carni, di vini e di donne a ridosso del passo barca di Lovadina. Ma forse complice il Covid, le abitudini e forse le generazioni sono cambiate e così il momento delle grandi grigliate comuni pare essere tramontato. Lo zoccolo duro rimane la grigliata, anche se quello che non ti aspetti è che sarà quella di un cuoco che continuerà inesorabilmente a cucinare. È una grigliata con gli amici, penso. Ok. Se abbiamo voglia di cucinare anche a Pasquetta, vedremo. Esatto, perché cucini tutti i giorni? Sì. Per lavoro cucino, quindi se abbiamo voglia, magari cucina qualcun altro, comunque dai. Ci proviamo. Poi c'è chi sta in famiglia per dovere, per sfuggire almeno per un giorno alla politica. Da mio papà, che ha 91 anni ed è giusto andarlo a trovare, e poi vediamo anche il tempo, insomma, ecco, però da mio papà. Niente politica oggi? No, niente, relax. Per molti a Pasquetta continua la personale battaglia contro la socializzazione virtuale a favore di quella reale. È lontano da questo mondo dei social e lavoro internet. Casa in famiglia, giretto in bicicletta anche se piove, a piedi anche se piove. E poi c'è chi recupera le esagerazioni della tavola di Pasqua pronto per il secondo round la sera di Pasquetta. Ormai da 15 anni con gli amici di sempre, una pizza in compagnia con tutte le famiglie, a divertirci, a ridere, a scherzare e a parlare bene della Pasqua. In questa Pasquetta tutto sommato tranquilla c'è anche chi non dimentica lo sport. Vado allo stadio. E anche se piove? Anche se piove. Vado a vedere Genoa-Lazio. E se i trevigiani saranno rintanati in casa o saranno comunque lontani da paesi e città, chi invece vivrà una Pasquetta diversa saranno i turisti. Io avrò dei gruppi di visita e raccolta, però diciamo che Treviso sta diventando una destinazione turistica importante. Stranieri o italiani? Nel mio caso italiani, però anche il mercato straniero sta svolgendo lo sguardo a Treviso, quindi siamo molto contenti. Siamo ora a Venezia, sono poliziotti eroi, 22 gli agenti della Questura premiati con encomi solenni per i meriti straordinari mostrati durante e fuori dal servizio. Hanno salvato vite umane e ridato speranze e nuove prospettive di vita a chi, nell'imprevedibilità del destino, si era trovato a fronteggiare pericolose e rischiose situazioni di emergenza, senza riuscire a scorgere alcuno spiraglio di luce nel presente e nell'immediatezza. Non vogliono essere chiamati eroi, eppure non hanno esitato a mettere a repentaglio la propria esistenza per salvare quella altrui. Sono i poliziotti eroi con i loro immensi atti di coraggio. 22 gli agenti della Questura di Venezia che sono stati insigniti dei giusti riconoscimenti ed encomi per l'abnegazione e il valore dimostrati come poliziotti che fossero meno in servizio. Le onorificenze nel corso delle celebrazioni del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato a Venezia nei giorni scorsi. Salvare un'anziana signora non vedente, rimasta bloccata nella sua abitazione interessata da un incendio, e di evitare il propagarsi delle fiamme ai fabbricati confinanti. Nella circostanza, incuranti del pericolo, si introducevano nell'appartamento e conducevano sul pianerottolo la donna, che con l'aiuto di altro personale veniva portata in luogo sicuro e affidata ai sanitari. Chiaro esempio di coraggio e spirito di sacrificio. Venezia, 3 aprile 2019. Consegna il premio il signor Questore. Chiaro esempio di elette virtù civiche e spirito di solidarietà. Murano, Venezia, 22 maggio 2015. Consegna il premio il signor Prefetto.
Tra i premiati anche la squadra di polizia che ha portato alla luce insieme al gruppo Interforze la vasta e profonda infiltrazione camorristica presente nella nostra regione. Evidenziando eccezionali capacità professionali e straordinario intuito investigativo, espletavano un'operazione di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare una cellula autonoma del gruppo criminale di stampo mafioso appartenente al clan dei Casalesi, insediatosi nel Veneto orientale, mediante l'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari a carico di 61 soggetti. Nella circostanza contribuivano in maniera significativa al buon esito dell'attività di indagine, anche grazie alla profonda conoscenza del territorio e della realtà criminale. Chiaro esempio di alto senso del dovere, Venezia, 4 novembre 2019. Siamo ora ai temi del sociale. Il sangue è un bene davvero prezioso e fondamentale nelle cure. Da oltre 60 anni l'Avis raccoglie volontari e donatori. Nel 2024 le donazioni sono state oltre 48.000, è il rapporto. 59 associazioni comunali, 48.000 donazioni nel 2024. È una realtà diffusa quella dell'Avis di Padova che affianca le strutture sanitarie fornendo l'80% del sangue donato ogni anno nel territorio. All'interno della provincia abbiamo circa 30.000 persone, 30.000 donatori di sangue che nel percorso donazionale devono mantenere uno stile di vita sano durante la loro carriera all'interno dell'Avis per poter donare il sangue e facendo questo fanno prevenzione quindi prevenzione delle malattie, in parallelo mantengono uno stile di vita consono a poter fare la donazione, quindi è un arricchimento del tessuto del sodalizio della società e in contemporanea sostengono anche il centro di raccolta sangue sostenendo il sistema trasfusionale di cui tutti noi conosciamo l'esistenza, ma non sono le classiche azioni che non si vedono concretamente quando si entra nella struttura ospedaliera come paziente. Tanti sono i volontari e tanti sono i donatori. Naturalmente le condizioni sono diverse rispetto a qualche anno fa, soprattutto dal punto di vista demografico, ma questo non toglie che i cittadini sono sempre molto calorosi nella loro risposta. Il ruolo che ha la provincia di Padova, come tutti gli enti territoriali, è molto importante, nel senso che noi dobbiamo assicurare sempre di più un sostegno alle nostre associazioni, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista logistico, per mettere nelle condizioni migliori di queste associazioni di poter operare sui nostri territori. La donazione di sangue è un regalo prezioso che può salvare una vita. E la primavera porta con sé la fioritura spontanea di numerose erbe nei prati, molte delle quali possono anche essere usate in cucina anche proprio per queste festività, tra le quali c'è anche l'erba madre. Cestina alla mano, gli esperti cuochi contadini raccolgono veri e propri tesori nei campi. Fiorella Dal Negro della sua passione ha fatto un mestiere. Riconoscitrice di erbe alimurgiche che si possono mangiare, ci fa scoprire l'erba madre. Il prato è il mio orto. Quando devo cucinare qualche piatto vado nel prato. Il prato è il mio orto. E raccolgo le insalate, le verdure cotte e così via. L'erba madre, detto anche Parthenium in latino, deriva da parto perché in passato veniva usata in forma di tisana perché favoriva l'espulsione della placenta alle mamme. Parthenium da parto. Le foglioline simili al prezzemolo, l'erba madre è una pianta che cresce con il sole e con l'affetto. Se a Verona si chiama erba madre, non così in tutto il Veneto. Verso Vicenza viene chiamata erba maresina perché fanno le torte che sono marmorizzate, maresina da marmo. Verso il lago di Garda la chiamano Daniel, non so il perché, noi la chiamiamo erba madre o erba amara o antremisia in dialetto, e questa pianta ha di magico che se tu la pianti distante da casa lei corre il rischio di morire perché deve sempre sentire le vibrazioni della padrona di casa.
e sicché anche nelle case contadine è sempre messa fuori dalla porta in un bel vaso. In cucina si usa soprattutto nei dolci. Io la utilizzo, preparo delle torte, tipo torta margherita con questa erba tutta tritata fine, frittelle, detti anche tortei d'erba amara, oppure frittate, semplici frittate, si aggiunge questa erba perché ha questo sapore un po' amarognolo che aggiunto allo zucchero è un retrogusto un po' amarognolo, insomma, è molto buona. Non solo erba madre, la primavera dona erbette e fiori spesso sconosciuti. In questo momento c'è il plantago lanceolato che si fa un pesto che ha un retrogusto di carciofo, c'è il plantago maggiore che è piatto, il tarassaco che tutti conoscono, c'è la radichiella che sarebbe la Crepis vescicaria, ci sono i papaveri, adesso è un po' tardi, però la pianta di papavero ha il suo germoglio, è come raccogliere spinaci. E poi c'è le pratoline da guarnire i piatti, le violette, i fiori, e in questo momento c'è la sanguisorba o pimpinella, detta anche erba noce perché ha un retrogusto di noce, perché ogni erba ha un sapore, assomiglia a qualche verdura, ha sempre un qualcosa di magico che rende la natura meravigliosa. Siamo all'Arte a San Donà di Piave, una raccolta di scatti delle donne più famose del cinema in un'esposizione. Sophia Loren, Brigitte Bardot, Monica Bellucci e Emma Stone sono solo alcune delle dive protagoniste negli scatti catturati durante la più prestigiosa ed antica mostra del mondo e raccolti in un'unica esposizione di 92 fotografie presentata alla Mostra Divina. Questa è una storia della Mostra del Cinema attraverso le protagoniste, le sue protagoniste, queste divine. Sono le attrici, queste figure femminili che nel momento in cui entrano nel palcoscenico del cinema dissurgono a un'aura che appunto è pressoché divina, proprio perché a loro si associa la bellezza, il coraggio, la sensualità. Sono questa, come altre ideate dai nostri direttori artistici che sono l'anima della progettualità della Biennale, sono mostre che ogni direttore immagina leggendo, rileggendo i materiali dell'archivio storico. Attraverso l'esame di questi materiali immaginano dei nuovi racconti che tracciano momenti della storia, non solo dell'istituzione ma del nostro paese. Le fotografie provenienti dall'archivio storico della Biennale, divise cronologicamente in 4 periodi racchiusi tra il 1932 ed il 2018, chiamano a una riflessione sul femminile attraverso i ritratti delle protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia. Alberto Barbera, che ha curato questa mostra per la Biennale di Venezia, appunto ci racconta tutte le tappe principali della mostra attraverso queste immagini che sono per lo più foto di scena oppure foto che riprendono le dive nell'altro luogo iconico della mostra che è il tappeto rosso. L'esposizione è visitabile a San Donà di Piave fino al 25 maggio presso la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea. Fa parte del programma di esposizioni che l'istituzione veneziana organizza per valorizzare i materiali del suo archivio, portando alla luce periodi ed episodi significativi della propria storia. Siamo molto orgogliosi di poter proseguire questo cammino con la Biennale di Venezia. Ospitiamo la mostra Divine con questi scatti meravigliosi delle star, delle stelle che dal 1932 ad oggi hanno calpestato il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, che ricordo è la più antica, è la più prestigiosa, nonostante poi ce ne siano state altre, anche magari forse più famose, ma questa è la prima vera mostra del cinema e tutto quello che compare in questa mostra ha un qualcosa da sognatori, qualcosa che ci porta indietro nel tempo e ci fa vivere un'atmosfera che difficilmente si può toccare. E la nostra storia, la nostra cultura deriva da tutto questo. Noi siamo quello che siamo grazie a tutto questo che hanno fatto i nostri nonni, i nostri bisnonni, e questo patrimonio culturale deve essere sicuramente rivalutato e reso disponibile, reso visibile. Un lavoro enorme quello che sta facendo la Biennale e noi ne approfittiamo un po' e ne portiamo un angolino qui a San Donà. E per questa edizione è tutto. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo. Ancora a tutti una buona Pasqua, arrivederci.
Italia.